Al Senato l'anniversario della morte di Enzo Tortora, 30 anni fa, diventa l'occasione per riflettere su giustizia e comunicazione. Sonia Dottario. Il ricordo di Enzo Tortora è l'occasione per interrogarsi sullo stato di salute del sistema giudiziario italiano. Maria Elisabetta Casellati torna sulla vicenda di 30 anni fa per sottolineare che ancora oggi prevale la sensazione che la presunzione di innocenza non sia un principio del diritto riconosciuto e tutelato. Non sono rari, aggiunge la Presidente del Senato, i casi in cui il lavoro dei giornalisti si intreccia con quello dei magistrati per la costruzione di una campagna basata su teoremi preconfezionati. Ci si chiese allora, e la domanda è ancora attuale, continua, se il processo non diventi in talune circostanze lo strumento per affermare un potere. Credo che il caso Tortora sia il primo caso di costruzione mediatica di un fatto totalmente inesistente. Enzo Tortora era innocente ma è stato sbattuto sui giornali come un mostro. Al ricordo di Enzo Tortora si affianca l'omaggio a Marco Pannella. Domani ricorre il secondo anniversario della sua morte. Uno statista che, conclude Casellati, manca al dibattito politico.